Non è più un'emergenza, ma è una crisi abitativa. Abbiamo fatto vedere appunto dei dati che dimostrano che in Veneto l'accesso alla casa è problematico sia nel mercato pubblico perché abbiamo troppi alloggi pubblici sfitti, ma anche nel mercato privato perché le persone spendono quasi il 40% del loro reddito mensile per avere una casa che spesso nelle città non si trova. Allora la prima nostra proposta è un piano per il riatto e il riuso degli immobili ATER, quindi di proprietà delle ATER, che riuscirebbe così a mettere a posto sia quegli sfitti che sono chiusi da troppo tempo, ma anche quegli sfitti che invece con poche manutenzioni potrebbero essere rimmessi subito nel mercato, diciamo, delle liste, delle graduatorie pubbliche. Abbiamo stimato che con 3 milioni di euro l'anno, quindi davvero una cifra minima per una regione come il Veneto, riusciremmo in regione a mettere a posto quegli immobili che basta poco intervento per essere poi resi disponibili. Se usciamo dall'alloggio pubblico, le altre questioni sono il controllo e la pianificazione degli affitti brevi, che sta impattando in alcune città in particolare, il tema degli alloggi studenteschi, perché abbiamo fatto vedere come troppi pochi studenti ricevono la casa nell'alloggio pubblico e anche loro nel mercato privato abbiamo visto che non ce la fanno, e dobbiamo sostenere i comuni con un fondo per la morosità incolpevole, perché sappiamo che il governo Meloni ha tagliato il fondo che permetteva invece di avere un supporto per chi non riusciva a pagare l'affitto. La Regione del Veneto deve intervenire per far sì che i comuni abbiano un supporto in questo. Un'alleanza per la casa comunale, come è stata fatta a Padova, è una buona pratica che una regione potrebbe sostenere per fare delle vere e proprie agenzie per la casa comunali che vengono supportate dalla regione. La regione Emilia-Romagna ce l'ha già e infatti la regione Emilia-Romagna è quella che, diversamente da questa regione, negli anni ha investito di più nel patrimonio pubblico e quindi oggi lì abbiamo meno sfitto. Qui invece noi parliamo oggi di quasi un 18% di alloggi pubblici che sono sfitti e questo non ce lo possiamo permettere.